Io sono il primo luogotenente Alessandro Lepore, sono le dipendenze dell'Ufficio per la tutela della cultura della difesa e della memoria della difesa, che è l'organo alle dirette dipendenze del gabinetto del Ministro della Difesa. Non abbiamo altri comandi intermedi, noi siamo alle dipendenze del Ministro della Difesa per ricordare il sacrificio di tutti coloro che hanno perso la vita, hanno dato la vita per l'Italia. Non sono uno storico, sono un appassionato di storia. Faccio servizio da 11 anni a Cargnacco e vi posso giurare che a Cargnacco arriva gente da tutta Italia e non ci sono solo la gente del Friuli o del Veneto che piangono e che ricordano lo zio, il nonno, il fratello, il papà che non è tornato, ma ci sono anche quelli della Puglia, della Basilicata, della Calabria, da tutta Italia. Ogni giorno una persona, 2 persone, una corriera vengono per ricordare, e questa è la cosa migliore. E in questi 11 anni, scusate tolgo perché sennò passa la sauna, in questi 11 anni ho avuto la fortuna di conoscere gli ultimi reduci, perché per una questione fisiologica purtroppo non ci sono più, e da loro sono riuscito a capire, perché era gente che non raccontava, sono riuscito a capire le informazioni, qualche parola di più, qualche episodio che si lasciavano sfuggire. E quindi la mia storia l'ho imparata lì, e leggendo anche numerosissimi libri. Però la storia raccontata dai reduci è quella che effettivamente è accaduta. Lo scrittore che raccoglie testimonianze poi tende magari a interpretarle, ma il racconto spontaneo dell'anziano, quello era per me il Vangelo. E non lo tengo per me. Ciò che ho imparato, ciò che ho sentito da loro, vado a raccontarlo ai giovani, alle generazioni che sono cresciute guardando i film di guerra alla televisione, che non sono la realtà. La realtà purtroppo è quella che vediamo ai telegiornali oggi, quella è la realtà. E ho voluto chiamare questo lavoro Italianski Karasciò, che significa in russo italiani per la gente. Vai, è una storia che parte dal numero 88.548, questo è il numero ufficiale dei caduti e dispersi in Russia, in un'unica campagna di guerra, la Russia. Siamo effettivamente sui 90.000, anche oltre. E il Samito di Fagagna che contributo dà all'Italia? 16 persone. Questo dato io l'ho tratto da un libro che mi aveva dato il buon Bruno sull'abitato, sulla storia del comune di San Vito di Fagagna, e questi sono i nominativi di coloro che sono partiti dalle nostre case, dalle nostre piazze e che non sono più tornati a casa. Partiamo da una storia, da quello che è successo effettivamente. Prima che iniziasse la seconda guerra mondiale, la Germania, che aveva chiaro in mente ciò che avrebbe fatto lì a poco, cioè la conquista dell'Occidente, quindi la Francia e tutti gli stati, i Paesi Bassi, Lussemburgo, tutte quelle zone lì, doveva essere sicura che a Oriente non ci fosse qualcuno che gli rompesse le scatole. E quindi cosa fa? Firma un patto di non aggressione con l'Unione Sovietica, che erano per principio, per ideali, uno contrapposto all'altro, proprio uno al contrario dell'altro, però firmano un patto di non aggressione, no? Prende il nome dei 2 ministri degli esteri, Ribbentrop dalla parte tedesca e Molotov dalla parte sovietica. Questo patto prevedeva già la spartizione della Polonia tra i 2 stati, la Germania avrebbe
tratto vantaggi perché l'Unione Sovietica avrebbe ogni anno fornito tonnellate di granaglie alla Germania, e di conseguenza era un fatto che andava bene tutti e due. Il 22 giugno del 1941, in piena seconda guerra mondiale, Hitler, infrangendo inaspettatamente il patto di non aggressione russo-tedesco, stipulato nell'agosto del 1939 dai due ministri degli esteri Ribbentrop e Molotov, sferrava una massiccia offensiva contro l'Unione Sovietica, dando così inizio alla celebre operazione Barbarossa. Come si rivolge Hitler ai suoi ufficiali? La guerra contro la Russia non potrà essere condotta secondo regole cavalleresche. Si tratta di una lotta ideologica e razziale e dovrà essere svolta con una durezza inesorabile e senza precedenti, priva di pietà. Tutti gli ufficiali si dovranno liberare da ideologie ormai obsolete. Questo vedremo dopo, durante il mio lavoro che proseguirà, l'efferatezza di ciò che i nazisti hanno fatto verso il popolo sovietico. Quindi il ministro della propaganda Joseph Goebbels annuncia alla radio l'invasione dell'Unione Sovietica 22 giugno 1941. È stato proprio un anno. No, vai. In 2 settimane 12 armate tedesche di 3 milioni e 50.000 uomini sfondavano lo schieramento sovietico, formato da 4 milioni e 700.000 uomini e stanziato su un fronte lungo 1600 km che andava dal Baltico al Mar Nero. I panzer e le fanterie tedesche riuscirono a penetrare speditamente e profondamente in Russia, procedendo su 3 direttrici: a nord verso le regioni baltiche, al centro verso Mosca, a sud verso le zone petrolifere del Caucaso. Questo modo di operare venne contestato ovviamente dai generali tedeschi, però l'aveva deciso Hitler. Gli ufficiali tedeschi preferivano attaccare tutti in un unico settore, così avrebbero diluito le forze delle armate che andavano ad invadere l'Unione Sovietica. Vai. Noi siamo alleati dell'Unione Sovietica, noi siamo alleati dei tedeschi, siamo con Hitler. E in quel momento lì cosa succede? A capo del governo c'è Benito Mussolini, che si trovava a Riccione, era in vacanza. Aspetta, torno indietro, ti dico io come andare avanti. Ok, poche ore prima dell'invasione della Russia, Hitler dettò una lunga lettera in cui spiegava le ragioni dell'attacco a Mussolini, il quale, come vi ho detto, si trovava nella residenza estiva a Riccione, ed era in ferie. Quando i suoi collaboratori lo avvertono di ciò che era successo, lui si arrabbia e dice: io non sveglio i miei lavoratori, i miei dipendenti che è in casa, e sti cavoli tedeschi mi buttano giù dal letto di primo mattino. Quando mette a fuoco ciò che era accaduto, si rende conto che è una cosa veramente importantissima. Vai. E allora cosa fa? Chiama immediatamente Hitler e gli dice: il popolo italiano è consapevolmente deciso a marciare fino in fondo col popolo tedesco e a sostenere tutti i sacrifici necessari. Vi posso annunciare, fra l'altro, che il raccolto del 41 è superiore a quello dell'anno passato. Non comunicherò le cifre al popolo per non suscitare illusioni e rallentamenti nella disciplina dei consumi. La razione di pane nel 41 da 400 grammi viene portata a 200, visto che è andato bene il raccolto. La vostra decisione di prendere alla gola la Russia ha trovato in Italia un'adesione entusiastica. In una guerra che assume questo carattere, l'Italia non può essere assente. E si confida con il ministro degli esteri italiano di quel momento lì, che era Galeazzo Ciani, che era
tra l'altro il suo genero, che poi farà assassinare nel gennaio del 44 a Verona. E dice l'Italia in questo momento ha bisogno di qualche migliaia di morti. Perché? Perché quando ci siederemo al tavolo delle trattative, una volta vinta la guerra, i nostri morti avranno un peso superiore e quindi avremo qualcosa in cambio da poter chiedere. Vai. Era Hitler che non si vuole tra i piedi. I tedeschi non si vogliono tra i piedi perché siamo considerati un esercito di serie B rispetto a loro. In quel momento era anche veritiera la questione. Noi avevamo armamenti di un certo livello, non avevamo i mezzi, le armi erano quelle residuate della prima guerra mondiale, quindi non c'era stata un'innovazione come aveva apportato la Germania. E Hitler dice: il generale Marras mi ha comunicato che voi, Duce, mettereste a disposizione almeno un corpo di spedizione. Se tale è la vostra intenzione, Duce, vi sarà abbastanza tempo per poter realizzare, dato che in un teatro di guerra tanto vasto l'avanzata non può avvenire dappertutto contemporaneamente. L'aiuto decisivo, Duce, lo potrete però sempre fornire con il rafforzare le vostre forze nell'Africa settentrionale, nonché intensificando la guerra aerea e, dove sia possibile, quella dei sottomarini nel Mediterraneo. Mussolini insiste, Mussolini vuole partire, vuole andare in Russia, vuole mandare la gente in Russia, vuole mandare un contingente di soldati italiani al fianco dei tedeschi. Sono pronto a contribuire con le forze terrestri ed aeree e voi sapete quanto lo desideri. Vi prego di darmi una risposta così che mi sia possibile passare alla fase esecutiva. Hitler in quel momento lì gli fa una domanda. Dice: caro Mussolini, le tue truppe sono autotrasportate? Mussolini furbescamente gli risponde: le mie truppe sono autotrasportabili. E c'è una bella differenza tra autotrasportate e autotrasportabili. Autotrasportate parte dal presupposto che ci sia un mezzo su cui salire. Autotrasportabili, siamo tutti autotrasportabili, ma se non ci sono i mezzi, e vedremo dopo cosa succederà. Vai Gabriele. L'aiuto italiano avvenne in due tempi. Nel luglio del 41 partirono le divisioni Celere, Pasubio e Torino, che costituivano l'OXIR, diciamo, corpo di spedizione italiano in Russia. Esso includeva inoltre reparti dei servizi della Regia Aeronautica. Il comando del corpo d'armata venne affidato al generale Francesco Zingales, che per motivi di salute venne poi sostituito dal generale Giovanni Messe il 16 luglio 41. Durante il viaggio, quando arrivano in Austria, questo generale Zingales sta male, sembra mezzo infarto e quindi deve essere sostituito. Lo sostituirà questo generale Giovanni Messe, che sarà l'unico che capirà il dramma di dove andranno ad operare. Quando Mussolini gli viene chiesto di poter mandare ancora uomini, questo generale parte dalla Russia in aereo e va a Roma a parlare con Mussolini. Gli dice: non mandi altri uomini in Russia perché faremo una brutta fine. Gli dà questo consiglio. Mussolini dice: grazie, apprezzo vivamente ciò che è venuto a comunicare al sottoscritto. Dopo un mesetto viene rimpiazzato da un altro generale. Vai Garo. Quindi, preso per sfinimento, Hitler dice: ok, mandami sto contingente di soldati italiani che qualcosa li faremo fare. E quindi inizia la preparazione di quelle divisioni che abbiamo letto prima, no? Delle fanterie. E quindi viene iniziato, la gente inizia a fare l'addestramento, iniziano a dirgli che noi saremo più forti e noi andremo là e non avremo paura di nessuno e siamo il popolo italiano,
gli eredi dell'impero romano, quindi tutto questo lavaggio di cervello, questi ragazzi che partivano e che erano tutti figli di contadini. Vai. Grandi sfilate, divisione Pasubio in partenza per il fronte, sfida imparata davanti a Mussolini, tutti belli, equipaggiati, tutti pronti per partire. Vai. Ci sono ovviamente anche quelli che ci credevano e erano un po' più fanatici, no? Le camicie nere, che erano proprio, che credevano nel fascismo, quindi erano i credenti, e avevano delle loro divisioni, le loro battaglioni. Vai. E qui parlano, salutano la mamma non piangere, parlano convinti di essere veramente forti. In 2 o 3 mesi erano convinti che avrebbero conquistato l'Unione Sovietica e che sarebbero tornati a casa. Vai. Ecco, questa foto la metto sempre perché mi è successo più di una volta di andare in rappresentanza in qualche cerimonia, soprattutto a ridosso del 4 novembre, e uno tra l'altro di un mio paesano di San Daniele, che probabilmente conoscete anche voi, Guerrino Molinaro, quello che c'ha la fabbrica dei motori sul Cimano, mi si avvicina e mi dice: oh, so che fai servizio a Carmignano, mi dice, anche mio papà è partito per la Russia, però non è tornato. Io, mi dispiace, mi dico, no? È un qualcosa che lega molte persone in Italia, molte famiglie, no? E mi dice, io adesso non mi ricordo le date, faccio un esempio, io sono nato il 1° di agosto, mio papà è partito il 10, quindi questo bambino, il suo papà, non l'ha mai visto, è cresciuto con i racconti della mamma, della nonna, e quindi vedere questo papà che saluta un figlio mi fa pensare e mi fa sperare che almeno l'abbiamo tornato a rivedere. Vai. E partono felici perché, come vi ripeto, è stato fatto un lavaggio, c'è stata fatta una questione proprio di bombardamento, no? Siamo forti, andremo via, stiamo 2 mesi, non c'è niente da preoccuparsi, arriveremo, sbaraglieremo tutti e si tornerà a casa. E questo è il viaggio che devono fare. Partono, le 2 partenze erano o il Brennero o da Gorizia. Vai. E c'è la canzone. Cosa canta il soldatino, dondolando gli scarponi, seduto con le gambe ciondoloni, sulla tradotta che parte da Torino? Macchinista del vapore, mette in olio gli stantufi, della guerra siamo stufi e a casa nostra vogliamo andare. Soldatino canta, cavalli 8, uomini 40. Cosa vuol dire? Vuol dire che in un carro ferroviario o ci salivano 8 cavalli o ci salivano 40 soldati. Non era il Frecciarossa. Vai. È il viaggio. Pensiamo per un attimo a questi ragazzi che partivano dai nostri paesi. Torniamo a quegli anni lì, gli anni 40. Erano gente del 20, del 21, del 22. Ma forse non erano neanche mandati a Udine qualcuno di loro, Ma è stato in treno. Quindi, falli salire su un treno, vedere questi bei paesaggi quando sono in Austria, queste colline tutte belle, verdi, tutto tagliato, tutto perfetto. Era una gita. Vai. Fino a dove? La gita era fino quando arrivano in Polonia. Quando arrivano in Polonia si accorgono che il paesaggio è cambiato. Vedono i segni dei bombardamenti, stazioni devastate, città distrutte, e vedono questi bambini scalzi, come li vedete nella foto. E non si danno pace, no? Si dicono, siamo messi male noi, veniamo anche noi dalla miseria, ma sti qua. E il soldato italiano, la prima cosa che fa, distinto, è cercare nelle tasche un pezzo di pane raffermo, un biscotto, e glielo dà.
al bambino affamato che viene a chiedere. Lì è il primo disaccordo che abbiamo con i tedeschi, perché arrivano i tedeschi, insultano il soldato italiano, prendono a bastonate questi bambini. L'italiano non capisce. Cosa ti ha fatto il bambino? Chi era il bambino? Era l'ebreo. Vai. Ecco gli autotrasportabili. Non ci sono i mezzi su cui salire e bisogna farsela a piedi. Perché? Perché quando arrivi in Oriente, nella zona dell'est europeo, i binari avevano un'altra misura rispetto a quelli occidentali, si chiamavano scartamento ridotto, cioè la misura tra un binario e l'altro era più corta e di conseguenza il treno non poteva avanzare, sarebbe deragliato e quindi si devono fermare e se non hai il camion su cui salire te la fai a piedi, vai. Clima dell'Unione Sovietica in quelle zone è continentale, estati calde e inverni rigidi, con le 2 mezze stagioni molto piovose. Vai. Divisione Torino e divisione Pasubio, 1300 km a piedi per raggiungere il luogo di destinazione. La divisione sforzesca ne fa 900, sempre una nel 41 e l'altra nel 42. La Cuneiense, che è una divisione di alpini, quella più fortunata, ne fa solo 500 a piedi, con lo zaino affardellato, tutto l'armamentario, 30-40 kg sulle spalle. Siccome a Roma si accorgono che questi soldati italiani avanzano pochi chilometri al giorno, uno dei nostri generali, quando si sveglia al mattino e torna in ufficio, dice: ho trovato la soluzione di far avanzare questi soldati in maniera più spedita. Invece di fare solo 20 km al giorno, facciamoli fare 40. Un genio. Andiamo. Questo è il generale Messe che vede passare il suo corpo di spedizione e come vedete, anche se la foto è in bianco e nero, fa caldo, le strade sono di terra battuta, un polverone di che mai, via. Vai ancora. Ed ecco, iniziano le piogge. E quando iniziano le piogge, quelle strade serrate diventano degli acquitrini, di fango, che i russi lo chiamano Rasputizza, che sarebbe sputo tradotto. Vi lascio immaginare la motivazione. Vai. Ecco come dobbiamo avanzare. Vai. I muri sul camion, noi che cerchiamo di portare avanti, di far andare avanti il mezzo. Vai. Via. Questo è per dare un'idea. E cosa troviamo quando avanziamo? Troviamo la devastazione dell'avanzata tedesca. I tedeschi quando avanzavano, tanto mandavano avanti i corpi speciali, erano le Waffen SS, che andavano avanti e quelli erano veramente col lavaggio del cervello. Hitler aveva detto troverete delle persone che non sono persone, sono subumani, quindi non hanno diritto di niente, dovete trucidare, ammazzare uomini, donne, bambini senza pietà. E quando avanzavano radevano il suolo tutto e quando conquistavano i villaggi ormai c'erano solo donne, vecchi e bambini. Gli uomini di una certa età erano in guerra, quindi non c'erano. Tutti prigionieri, li portavano generalmente al centro di questi villaggi, c'era un grande capannone dove c'erano i magazzini della comunità, li rinchiudevano dentro, dalle finestre poi lanciavano le granate e incendiavano questi capannoni. Questa era l'avanzata delle SS. Vai. E trovano queste scene, che sono scene che potremmo aver visto stasera al telegiornale, dopo 80 anni. Vai. Case, povere case, distrutte, però era tutto per quelle persone. E i tedeschi che rapporto hanno con questi sovietici? Di nessuna pietà, venivano sterminati. All'inizio
vai, li uccidevano con delle fucilate, poi scoprono che è troppo dispendioso, ma anche quindi c'è il problema del costo dei proiettili. Ed ecco che nascono anche i campi di sterminio dopo con il gas e quant'altro. I sovietici sono stati ammazzati nella seconda guerra mondiale, 22 milioni di sovietici sono morti. Questo è il Memorial Park di Dobresky a Kharkov, siamo in Ucraina, zone di guerra attuali. Nel mese di settembre del 1941 i nazisti hanno ammazzato 33.000 persone. Vai. Siccome anche nelle truppe normali tedesche della Wehrmacht questi soldati non tutti erano proprio col lavaggio del cervello, qualcuno aveva uno spirito umano. Allora fate gli ufficiali fanno vedere come si deve fare ad ammazzare due povere persone e li mettono sull'estremità della fossa, gli sparano un colpo, questi cadono dentro. Gli sterminati ammazzavano uomini, donne, bambini, senza pietà, via. Queste sono foto reali che non è tanto lontano da ciò che accade oggi. Gli italiani, siccome non ci vogliono, questi tedeschi non ci vogliono tra i piedi, siamo impiegati in compiti minori, non siamo proprio schierati il primo anno di guerra, non siamo schierati al fronte, ma siamo nelle retrovie. Nelle retrovie abbiamo compiti di polizia militare, dobbiamo stare attenti alle bande di partigiani che si infiltrano, che fanno attentati alle spalle del fronte, dell'avanzata tedesca, e quindi abbiamo tanto tempo a disposizione. E l'italiano, che non è proprio un guerrafondario, cosa fa avendo tanto tempo a disposizione? Innanzitutto inizia a fraternizzare con le ragazze del posto, anche se era vietato, però 20 anni nostri, 20 anni le ucraine, Natale, cosa dici? Qualcosa? L'uno. E poi si rendono conto che ciò che gli era stato detto all'inizio in Italia, che avrebbero trovato gente che non sarebbe stata gente, quindi dei mostri mangiatori di bambini, quando arrivano lì si accorgono e dicono: ma sti qua sono come quelli che abbiamo lasciato a casa, hanno gli stessi problemi dei nostri genitori che sono a casa, devono lavorare nei campi, devono vedere dei raccolti, devono accudire quei pochi animali che hanno nella miseria più spaventosa, e quindi loro si sentono anche a casa, e avendo tanto tempo a disposizione faranno anche qualche lavoro per questa gente. Questo li aiuterà moltissimo durante la ritirata. Vai. Come vi ho detto, ragazzi di 20 anni che partono si trovano a che fare con le ragazze del luogo, via. Quando avanza il mangiare, dopo che i nostri soldati hanno mangiato tutti, ciò che avanza viene distribuito alla popolazione. Quando sono andati a riesumare i nostri morti negli anni 90, andavano molto spesso chiedendo agli anziani che erano del posto, che all'epoca erano dei bambini. E c'era un russo, che diceva: mi ricordo ancora il nome di un italiano, un cuoco, Antonio, pasta, buona, dicevano. Gli dava la pasta con questo Antonio. Che fine ha fatto questo Antonio? Vai. Momento di preghiera con i cappellani militari, anche loro hanno fatto tantissimo, sia durante la campagna di Russia, sia dopo la campagna di Russia. Vai. E la propaganda, com'era all'epoca? Dovevano far vedere che ai cinema, prima dell'inizio del film, veniva trasmesso un giornale, diciamo quotidiano, di ciò che faceva lo Stato all'epoca, no? E quindi arrivavano anche i filmati dell'Unione Sovietica. Siccome non si poteva filmare in diretta con i mezzi che avevamo all'epoca, tutto ciò che veniva trasmesso erano scene rifatte. Ciò che era accaduto però veniva rivisto dai registi, dicevano: tu mettiti là, spostati, ed erano tutte cose finte, via. Queste
queste avanzate, non erano, era una scena di come un film, era già venuta qui ovviamente è girato anche il saluto del comandante che saluta i due caduti, via. E appunto questi cappellani, uno scrive, c'è un campo di girasoli, poi c'è un'altura, sempre battuto dal vento, ecco, appena a valle c'è il cimitero, e a balze, inciso nella terra nera della steppa, croci ed elmetti di guerra, nulla più, Monsignor Aldo del Monte. Ai cappellani militari era dato il compito, ovviamente oltre che supportare moralmente chi doveva andare in battaglia, quello di tenere aggiornate le piantine dei cimiteri, perché poteva accadere anche nel primo anno, c'era un'infiltrazione, una pattuglia nemica e scappava la scaramuccia, morivano 1 o 2 persone, venivano prese, portate nelle retrovie, c'era il cimitero campale come era descritto da questo Monsignore e lì c'erano i caduti italiani. E il cappellano militare aveva il compito di tenere aggiornate le piantine topografiche, quindi sapeva benissimo che in quelle coordinate c'era un cimitero, la prima tomba c'era Tizio, poi Caio, poi Sempronio. Cimiteri militari, tutti uguali, per non fare distinzioni. E cosa facevano questi cappellani quando avevano ovviamente la possibilità? Neanche avessero capito che sarebbero tornati a recuperarli. Mettevano un bigliettino di carta con il nome del caduto dentro una bottiglietta tappata e la mettevano addosso. E questo è stato ritrovato e si è avuto appunto la certezza di chi fosse grazie a questo bigliettino di questo cappellano militare. Nella primavera del 42 mezzi navali della Resa Marina, richiesti esplicitamente dalla Germania, iniziarono ad operare sul Mar Nero e sul lago Ladoga. Nell'estate di quello stesso anno, altre unità raggiunsero il fronte orientale, la divisione Cosseria, la Ravenna, la Sforzesca, il secondo corpo d'armata, e le divisioni Cuneimise, Giulia e Tridentina del corpo d'armata alpino. Il vecchio XIR divenne il 35esimo corpo d'armata. Il 9 luglio del 42 l'ottava armata italiana subentrò al precedente comando di corpo d'armata. Al comando del generale Italo Gariboldi, nell'autunno giunse in Russia anche nella divisione di fanteria Vicenza con compiti di presidio. Finito il primo anno, dove anche Hitler era convinto di poter arrivare a Mosca nel giro di pochi mesi, venne bloccato da chi? Venne bloccato dal freddo. Arrivò alle porte di Mosca e dovette arrestarsi, come avvenne un secolo prima a Napoleone. Vista come stava andando la cosa, Hitler torna a prendere il telefono e chiama Mussolini. Ehi Mussolini, sei mica ancora interessato a mandarmi uomini in Russia? A Mussolini non gli sembra vero. Certo, dice, ti mando io adesso i militari e un altro contingente molto più robusto in Unione Sovietica. E così, oltre alle divisioni di fanteria, arrivano gli alpini, che non erano stati in vacanza. Gli alpini erano stati impegnati in Grecia, in Albania, dove subirono delle perdite notevoli. E quando io parlavo con questi reduci, mi ricordo uno in particolare che era di Aquileia, e dicevo: Bruno, qual è stata più dura, la Grecia o la Russia? La Grecia, neanche parlare. La Grecia è stata tremenda, senza niente da mangiare, senza colpi, sopra le montagne, al freddo, al gelo, senza niente. La Russia ha detto: eravamo sistemati bene, è stata dura la ritirata della Russia, ma altrimenti si mangiava, avevamo fatto le nostre trincee, i nostri ricoveri, eravamo messi bene. Vai. E tutti dissero la stessa cosa, in gran parte tutti mi hanno sempre detto che la Grecia e l'Albania è stata la campagna più dura. Questi sono i nostri ragazzi, quei 16 che avete letto, che in gran parte erano della Giulia, lo stadio Moretti, lo vecchio stadio,
15.000 uomini, cerimonia, salutano e partono. Vai, un film già visto, la partenza, vai. Questa l'ho voluta mettere perché per far capire anche lo stato culturale del soldato di quel tempo. Guardate come ai ragazzi presenti in sala, guardate come hanno scritto Mosca con la S storta. Perché? Perché in quegli anni lì chi andava a scuola? Pochi andavano a scuola, erano pochi quelli che avevano fatto la quinta elementare. Qualcuno aveva fatto qualche anno di scuola, ma poco, perché c'era da lavorare ai campi, c'era da lavorare la terra, accudire gli animali, quindi la scuola non stava diventando obbligatoria, ma le famiglie avevano più necessità di lavorare ai campi che mandare i figli a scuola. Dai. E partono anche loro felici, gran parte non sanno ciò che vanno incontro, non tutti avevano fatto la Grecia. Quelli che sorridono non sapevano a cosa sarebbero andati incontro. Vai. E anche loro stessa cosa, arrivano e trovano, quando arrivano in Polonia, le stesse scene che hanno trovato i loro compagni un anno prima. Nel settembre del 42 lo schieramento italiano si estendeva lungo il Don per poco meno di 300 km, proseguiva alla sua sinistra una sottile linea ungherese, a destra invece si trovava l'armata romena. A destra dei romeni i tedeschi premevano su Stalingrado. L'incredibile lunghezza del settore di fronte italiano andava a scapito della sua robustezza. Esso era inoltre sguarnito di unità di rinforzo nelle immediate retrovie. Quando noi mandiamo questo contingente, l'Armir, diciamo, questa ottava armata in Unione Sovietica, dobbiamo subire la decisione dei comandi tedeschi, perché noi sì avevamo i nostri generali, però comandavano i tedeschi. E in quegli anni una divisione dell'epoca poteva difendere un territorio che andava dai 6 agli 8 chilometri. I tedeschi sopportavano oltre 22-23 chilometri, quindi questo andava a discapito appunto della robustezza del settore difeso. Vai. Questo è il dono. Questo è il dono. Poi i sovietici sfonderanno su questo settore dove c'è la Cossera e la Ravenna e saremo tutti accerchiati. E questa è la linea del nostro schieramento. Ci hanno messo in mezzo degli ungheresi e dei rumeni perché gli ungheresi e i rumeni non andavano d'accordo. Allora ci hanno messo in mezzo. Vai. E questi erano i luoghi dove erano sistemati i nostri soldati. Da una parte siamo noi, dall'altra c'è l'Armata Rossa. Vai. Anche luoghi piacevoli. Vai. Questa è quella che non sappiamo cosa sia. Questi villaggi. Lo stesso villaggio, a differenza di 80 anni, no? Vediamo. E come siamo messi? Siamo messi bene perché abbiamo avuto il tempo per poterci sistemare. Ovviamente con l'arrivo dell'Armieri non siamo più impiegati in seconda linea, ma dobbiamo raggiungere il fronte, quindi cambia la musica. E al fronte devi sistemarti, devi fare dei lavori, dei ricoveri, delle trincee per ripararsi quando ci bombardano, quando sparano le cannonate. E un ufficiale che passa a controllare come sono sistemati, come sono con i lavori questi nostri soldati, in un suo diario scrive che gli italiani sono sistemati bene nei loro ricoveri, soprattutto dove ci sono gli alpini. Come avete potuto vedere sono un alpino anch'io, ma voglio sfatare il discorso che gli alpini sono i migliori. Gli alpini avevano la fortuna di arrivare dalle zone fredde dell'Italia, quindi sapevano che quando il freddo sarebbe diventato intenso avrebbero dovuto fare dei lavori un po' più ben fatti. Ma provate a pensare al ragazzo che arriva da Lecce o da Palermo
portiamolo a meno 42, meno 43. Non ha mai vissuto il freddo, quindi non sa cosa deve fare. Può copiare il lavoro che fanno. Invece gli alpini sapevano, quindi riuscivano a non una marcia in più, ma per l'esperienza, non per l'abilità. Via. Vai. Foto all'interno di una postazione. Come potete vedere, gli alpini sono attrezzati bene. Con salame appeso, arrivato dall'Italia, le gavette sistemate, tutto a posto, e avrebbero effettivamente potuto superare l'inverno con una certa facilità. Il mangiare arriva, non sempre. Vai. E quando non arriva sempre, l'italiano si mangia. Quando eravamo in Grecia e in Albania e non c'era da mangiare perché non arrivava, è passato alla storia questo detto degli albanesi che dicevano: italiani, brava gente, ma la roba manca. Cioè, se non hanno da mangiare, dovevano mangiare. E quindi una battuta di caccia via delle lepri, se non arriva a mangiare mangeremo con le maniere. E come armamenti come siamo? Come armamenti siamo messi male noi. Queste sono le famose Catiuse dell'Armata Rossa, un sistema d'arma multiplo di lanciarazzi. Era soprannominato l'organo di Stalin dai nazisti, dai tedeschi, erano terrorizzati dal sibilo che facevano queste lanciarazzi. Vai. E questo era il carro armato sovietico. Il T-34, c'erano 30 tonnellate di acciaio. E noi? Vai. Eccolo. Questo era un carro armato, sì, era utile, ma non per affrontare quello che abbiamo visto in precedenza. Questo era utile per entrare, questo riparava solo dei colpi di fucilate. Solo le fucilate ci risparmiavano. Via. Il 16 dicembre del 1942, dopo alcuni giorni di intensi bombardamenti di logoramento, i sovietici diedero il via all'operazione Piccolo Saturno, sperando un attacco decisivo. Le due divisioni italiane di fanteria Corsari e Ravenna resistettero per 4 giorni. Ci furono 5 giorni in cui i sovietici dall'altra parte del fiume iniziano a bombardare un unico settore, appunto quel settore dove ci sono la Corsari e la Ravenna. Anche in quel contesto lì, chi era schierato su questo fiume negli ultimi mesi dell'estate si accorge che qualcosa è cambiato. Lo scorrere d'acqua, che prima questo fiume era soprannominato anche il Placido per lo scorrere lento dell'acqua, il punto in bianco cambia il modo di scorrere. Dall'essere come l'olio diventa increspato. Non riescono a capire cosa sta succedendo. Cosa facevano i sovietici durante la notte? Portavano dei grossi tronchi, entravano nel fiume, approfittando del buio, e li ancoravano al letto del fiume. Facevano questo perché? Perché loro sapevano che d'inverno il fiume sarebbe ghiacciato, erano a casa loro, sapevano. E noi non ci siamo accorti di questa cosa. Ma perché mettevano i tronchi sotto? Perché sopra i tronchi, col ghiaccio, sarebbero passati i carri armati. E così fu. Vai. Dopo appunto questi 5 giorni si muovono i carri armati, via. Si muovono i carri armati, si muovono le fanterie. Noi non avevamo mezzi controcarri per fermare il carro armato sovietico. Non c'era. Noi avevamo un cannoncino che neanche scalfiva la corazza del carro armato. I più arditi dovevano farsi passare sopra dal carro armato e attaccare la mina sotto il carro armato, e non sempre andava bene. Il 16, 17, 18 e 19 dicembre i sovietici attaccarono i settori della divisione Pasubio, Torino, Celle e Sforzesca, iniziando una manovra di accerchiamento. Solo loro, il comando gruppo armato germanico, acconsentì al ripiegamento. Noi comunichiamo ai tedeschi: guardate che hanno sfondato
si fanno rimanere sul fronte, loro si organizzano per ripiegare, però gli italiani rimangono a tamponare, ad arginare l'avanzata dei sovietici. Solo in queste date si prendono la decisione di far ripiegare. Vai. Il 21 dicembre del 1942, siamo proprio a ridosso del Natale, la divisione sforzesca ricevette il contrordine del comando tedesco e dicono no, non state ad andare indietro, tornate sul fronte e tamponate. Raggiunta si accorsero di essere isolati, subendo l'attacco di consistenti formazioni avversarie. Fu costretta a ripiegare definitivamente dopo aver subito perdite notevoli. Via. La ritirata per vincere l'accerchiamento russo fu un dramma inenarrabile che costò migliaia di morti e la distruzione di tutta l'armata, la quale, se riuscì a portare in salvo circa il 50% degli effettivi, perse lungo la strada, lungo la via del ripiegamento, quasi tutto il suo materiale pesante, migliaia di autocarri, di quadrupedi, di cannoni e pressoché al completo i propri magazzini. Quando sfondarono il settore degli italiani, i sovietici penetrarono notevolmente alle spalle degli italiani e li aspettavano. Quando avanzavano, ovviamente, prendevano tutto ciò che noi avevamo custodito. C'era sempre quella mentalità di tenere la roba nei magazzini. Sì, gli italiani sì, mandiamo la roba da mangiare, però teniamo nei magazzini, anche perché già all'epoca c'era il commercio nero del formaggio, del pane, delle robe, e di conseguenza i magazzini vennero presi pressoché pieni e la gente doveva andare a ammazzare le lepri per mangiare al fronte. Via. E iniziano a muoversi, a ripiegare, come vi ho detto prima, abbandonano tutto. Ciò che non serve portarsi dietro, è inutile che mi porto dietro un cannone se non ho i colpi per sparare, lo lasciamo lì, e così i fucili dopo, se non ho più i colpi da sparare, non mi porto 5 kg di fucile sulle spalle, a meno 43, vai. E ci sono queste colonne interminabili di soldati italiani che cercano la salvezza, cercano di spostarsi verso occidente. Non sono neanche ordinate, come potete vedere scatta il principio proprio primordiale di salvarsi, di mettere a posto la propria pelle. Via. I tedeschi, quando ripiegavano, hanno sequestrato quasi tutta la benzina dei mezzi italiani per i loro carri armati, per poter mettersi in salvo. I nostri soldati, quando passava qualche mezzo tedesco, cercavano di salire sui mezzi, venivano presi a colpi col calcio del fucile sulle mani perché non volevano farli salire, dovevano stare per terra. E ogni giorno, durante il cammino, venivano puntualmente bombardati dall'alto dall'aviazione sovietica che passava e mitragliava questa colonna e li bombardava. Vai. Guardate il freddo. Il 13 gennaio del 1943 i sovietici diedero inizio all'operazione Ostrogozhsk contro il corpo d'armata alpino e la seconda armata ungherese. Il 15 gennaio del 1943 alcuni carri armati sovietici provenienti da sud irruppero a Rossos, che era la sede del comando di corpo d'armata alpino. Il comando si spostò a Podgornove, ma le divisioni Tunense, Iulia, Tridentina e Vicenza rimasero ancora in linea. Si sposta il comando, ma le nostre divisioni sono ancora là. Ricevettero l'ordine di ripiegamento solo il 17 gennaio, lasciando il loro settore praticamente intatto. Cioè nel settore in cui c'erano i nostri soldati, i nostri alpini, che provenivano da gran parte dalle nostre zone, non vennero toccati. Devono abbandonare tutto e iniziare il ripiegamento. Come si muovono? L'ordine all'epoca è di muoversi su 3 direttrici, nord, centro e sud. Quella nord passerà per Nikolaevka, centro e sud all'ordine di raggiungere l'abitato di Baluriki, che in quel momento era libero da forze straniere, forze nemiche.
Cosa succede? Che durante l'avanzata però le cose cambiano e non c'è la facilità di comunicare gli ordini ai reparti in un settore così ampio. E purtroppo quelli che prendono la direttrice centrale e a sud, che arrivano all'abitato di Maluiti, quando raggiungono questo abitato si accorgono che ci sono i nemici e vengono fatti tutti prigionieri. Chi andrà a nord dovrà affrontare tutte le battaglie e arrivare fino a Nicolaevka. Vai. Vai. Guardate quanta gente, come si muovono. Guardate il freddo. C'è freddo, c'è fame. Quando muore il mulo, perché col cavallo bisogna fare in fretta a tagliarlo e a mangiare, perché dopo 10 minuti è come essere finito nel congelatore per diversi mesi. Quindi muore e ci sarà sicuramente qualcuno che era bravo in questi lavori, in queste mansioni, e lo fa a pezzi e si mangia, perché è l'unico sostentamento. Via. E iniziano i deboli, quelli malati, quelli che hanno congelamento ai piedi. Noi avevamo gli scarponi con i chiodi nelle suole, chiodi di ferro, quindi il ferro, il metallo, è un grande conduttore termico, e il freddo saliva sui piedi. E tutti quelli che sono tornati tutti hanno avuto problemi di congelamento ai piedi, alle dita dei piedi, alle mani. E purtroppo si lasciano lì. Questo è il passaggio di una mitragliata dell'aviazione, quello che lascia a terra. Questo era l'ingresso dei carri armati a Rossos, che abbiamo letto poc'anzi. Non serviva che sparassero i carri armati, era come in un videogioco, si muovevano per schiacciare questi soldati italiani che scappavano. Vai, ecco, via. Queste sono le scene. C'è una canzone degli alpini che dice: gli alpini vanno come angeli bianchi e a ogni passo coprono una fossa, perché veramente c'erano dei momenti che a ogni passo dovevano calpestare qualcuno che era morto. Vai. C'erano centinaia e centinaia e centinaia di morti e si camminava sopra i morti, perché era come camminare sul ghiaccio. Un'ora che sono lì e sono duri come il ghiaccio. Era 46 o 47 sotto zero. Aveva il termometro il mio capitano. Michele Morstadini era un soldato di 23 anni. Guardate questa scena. Sapete come è morto questo qua? Quando facevano le pause, le soste, non è che potevi stare mezz'ora, un'ora seduto lì. Stavi 10 minuti. 10 minuti dormiva Barberio, e 10 minuti dormivo io, e dovevo svegliarlo perché si aspettava un quarto d'ora, c'era quella fine lì. E quello lì è morto con la mano appoggiata a un compagno e l'altra sullo zaino, congelato, meno 47 gradi, ragazzi. Questo non stava sparando, questo probabilmente teneva una fuga e cercava di trovare la forza di andare avanti finché è caduto ed è rimasto in quella posizione. Guardate cosa aveva nei piedi, torna indietro, cosa aveva ai piedi. Avevano scoperto che dovevano togliere questi scarponi che portavano dietro e far su i piedi con delle coperte. Era l'unico modo per sopravvivere. Il bottino di guerra più grande, quando ammazzavano qualche sovietico, era sfilare gli scarponi che questi sovietici avevano ai piedi, che erano degli stivali di lana cotta, di feltro. E con quelli lì stavano bene, altrimenti col ferro si congelavano. Vai. Queste sono le scene che hanno trovato le popolazioni locali al disgelo della primavera successiva. Quando finisce l'inverno, la neve va via e riaffiorano i morti. Vai. Montagne. Questi erano ragazzi. Guardate la scena, ho voluto mettere questa foto di un cane sotto la tormenta che vede sfilare questi personaggi e si chiederà cosa sta succedendo. Chi ha mai visto tutta sta gente qua? Quindi non sa cosa sta succedendo.
vai. Questo sa cosa sta succedendo, questo si rende conto di morire. E non è come il cane. Ci sono stati casi di gente che ha raccontato, ovviamente, quando si trovavano in quei luoghi, se c'erano due di San Vito di Fagagna cercavano di stare assieme. E quando uno inizia a stare male, che non ce la fa a camminare, e l'altro prova a prenderlo, a raccoglierlo e a trascinarlo avanti, ma fa 100-200 metri e dopo dice: oh, devo lasciarti qua perché sennò muoio anch'io. E vivranno tutto il resto della vita, se sono rientrati, vivranno tutto il resto della vita con questo rimorso di aver lasciato il compagno, il paesano. C'era uno che quando veniva a Cargnacco diceva: del mio paese siamo partiti in 4, sono tornato solo io. Lui si vergognava terribilmente quando girava per il paese e incontrava i genitori degli altri 3, si sentiva in colpa. Io avrei voluto morire anch'io. Il 26 gennaio del 1943 la colonna della divisione tridentina, che comprendeva anche esigue aliquote della divisione cuneense, Giulia e Vicenza, i resti del 24esimo corpo corazzato tedesco e di altri reparti germanici e ungheresi, riuscì a sfondare a Nikolajevka, che oggi si chiama Livenka. Era l'ultimo sbarramento sovietico. Il 16 gennaio del 1943, giorno di inizio della ritirata, il corpo d'armata alpino contava 61.155 uomini. Dopo la battaglia di Nikolajevka si contarono 13.420 uomini usciti dalla sacca, più altri 7.500 tra feriti e congelati. 20.000 su 61.000. Vai. Questo è il sottopasso della ferrovia che c'è tuttora a Nikolajevka, che oggi si chiama Livenka. Quando arrivano questi soldati presso l'abitato di Nikolajevka, che è una delle zone pianeggianti della sterminata campagna sovietica, russa adesso, quando arrivano in quella zona ci sono delle leggere colline, ma proprio piccoli avvallamenti. Quando scollinano l'ultima si apre di fronte a loro un fondovalle dove scoprono che c'è il passaggio della linea ferroviaria. Su questo passaggio della linea ferroviaria ci sono già sistemati i sovietici che li aspettano, ci sono i carri armati, ci sono le mitragliatrici, ci sono i cannoni, ci sono i fanti che sparano le fucilate. Il primo istinto che hanno questi ragazzi è vedere quella scena lì, dopo un mese di ripiegamento, un mese di combattimenti, è vedere, girarsi e tornare indietro. Allora cosa succede? Un comandante della divisione tridentina, il generale Reverberi, sale sul carro armato, tira fuori la pistola, spara 2 colpi in aria per richiamare l'attenzione e dice: ragazzi, se andiamo di là, di noi non si salverà nessuno, ci faranno prigionieri, non sappiamo quello che succederà di noi, casa nostra è di là, le nostre madri sono là, le mogli, i figli ci aspettano, è l'ultima questa, e poi siamo un territorio amico, bisogna per forza passare di qua. Quando questi ragazzi si sentono toccati nel vivo, nei loro affetti più cari, più prossimi, raccolgono le ultime forze e si lanciano all'assalto di questa linea di sbarramento nemica. E come si lanciano? Vanno senza niente, perché hanno lasciato anche i fucili per strada, perché non avevano i colpi. La divisione tridentina ha sostenuto il peso maggiore di questa battaglia, non perché fosse la più brava, la più forte, era quella che era rimasta ancora con qualche munizione da sparare, con qualche armamento funzionante, e dovette sì affrontare questo ultimo sacrificio. Vai. Il 6 marzo del 1943 le prime tradotte che riportarono in Italia i superstiti del corpo d'armata alpino lasciarono Gomel. Il 15 marzo partì l'ultimo convoglio. Gli arrivi in patria terminarono il giorno 24 dello stesso mese, mentre per il trasporto in Russia del corpo d'armata alpino erano stati necessari 242 treni.
per ritornare ne bastavano 17. Per portarli in Russia 242, per tornare a portarli a casa 17. Vai. Ho voluto mettere questa foto perché questo è il colonnello Signorini, che era un colonnello comandante del 6° Alpini della Tridentina, era di Casale Monferrato, è sepolto a Cargnacco e c'ha la nipote che è ancora in vita, ogni anno viene a trovare il nonno che abita a Gorizia. Questo comandante, usciti dalla sacca di Nikolajevka, dove hanno dovuto sostenere l'ultimo attacco, l'ultima battaglia, quando vede sfilare i resti del suo reparto, viene colto da infarto e muore, perché il suo reparto ormai era formato da qualche decina di superstiti. Vai. Via. Rimpatriarono anche i superstiti delle divisioni di fanteria, tranne il 2° corpo d'armata, nel quale confluirono elementi di svariati reparti. Esso fu destinato in un primo momento a rimanere sul fronte orientale. Il 25 marzo del 1943 assunse il comando di tutte le truppe italiane ancora presenti in Russia. In seguito ad accordi ulteriori col comando supremo tedesco si decise che anche il 2° corpo d'armata rientrasse in Italia. Le partenze da Gomel per l'intera armata si conclusero il 22 maggio 1943, quindi dal 41 al 22 maggio 1943 si conclude l'episodio della Russia. Vai. E come rientrano? Rientrano in queste condizioni. Quando viene dato l'ordine che quando avrebbero varcato il confine di Stato e rientrato in Italia dal Brennero o da Gorizia, il personale delle ferrovie dello Stato aveva il compito di non far affacciare i soldati ai finestrini. Venivano presi a bastonate perché la gente non doveva vedere come rientravano dalla Russia. Provate a immaginare questi soldati, dopo tutto quello che hanno passato, quando vedono l'insegna Italia, che non puoi affacciarti. Da un'esperienza del genere si poteva uscire più fascisti di prima, ma anche in un individuo del genere riconosce che la popolazione russa era fatta di brava gente, di persone generose, buone. Siamo tornati in Italia, ci hanno concentrati in quarantena, poi in caserma. La prima cosa che fanno, distribuiscono un opuscolo dell'ufficio propaganda fascista in una maniera offensiva. Iniziava: tu hai sofferto, tu hai combattuto per la patria. Se sei un buon soldato ti cuci la bocca e non dici niente, né dell'esercito né dei tedeschi, non parli, solo così sei un buon soldato. Questa fu la prima accoglienza che abbiamo ricevuto da un capitano dell'esercito. Bisognava prenderlo a calci questo reduce, si lascia questo commento. Vai. E poi si ritorna sulla propaganda. Le sfilate della Cuneiense che torna dalla Russia, tutti quelli che vedete in foto in Russia non ci sono andati. La forza della divisione, la Cuneiense, che era soprannominata la divisione martire, tra l'altro, di 16.500 caduti e dispersi 13.470, feriti e congelati 2.180. Quindi sono rientrati 4 gatti. I centri di contumacia, dove venivano sistemati un po' alla meglio, questi soldati un po' rinvigoriti, e poi potevano tornare a casa. Vai? La maggior parte di coloro che furono fatti prigionieri fu costretta a marciare per giorni e giorni e poi a viaggiare anche per settimane su vagoni, bestiame, in condizioni allucinanti, con distribuzione rare e scarsissime di cibo, soffrendo terribilmente la sete, riposando pochissimo e con temperature molto rigide. Ogni mattina i morti venivano accatastati e abbandonati lungo i binari sepolti in fosse comuni. Nel 2018 rientrano dalla Russia 100 caduti italiani. Questi li hanno trovati nello snodo ferroviario di Kirov, era uno di quelli. Passava il treno, al mattino aprivano i vagoni, scaricavano i morti, dentro la fossa comune
e il treno proseguiva. Vai. Quando venivano fatti prigionieri italiani c'era una buona possibilità che non venissero sentenziati sul posto, a meno che tu non fossi stato una camicia nera. Le camicie nere venivano uccise sul posto. I tedeschi invece venivano sentenziati per tutti i crimini che si erano ricoperti, avevano lasciato il segno nella popolazione, quindi non erano malvisti e venivano ammazzati. Allora il tedesco cosa aveva fatto? Aveva scoperto che poco prima di farsi prendere prigioniere doveva mettere l'uniforme dei soldati italiani. Il sovietico, che non era stupido, li faceva parlare, e se non parlava l'italiano, via. Qui probabilmente stanno chiedendo qualche abilità in prigionieri, vai. Coloro che riuscirono a raggiungere i campi di prigionia, luoghi improvvisati, disorganizzati, con condizioni igieniche medievali, erano talmente denutriti e debilitati che le epidemie di tifo e dissenteria ne falciavano ben presto la maggior parte. Questi sono tutti i campi e sottocampi dell'Unione Sovietica. Qui siamo Kharkov, Kiev, sulla zona della guerra. Guardate fin dove sono andati. Gli ultimi italiani che rientrano dalla prigionia sono del 54, i tedeschi rientrano addirittura a fine degli anni 60. Vai. Questo era un campo di prigionia, quello di Kharkov, che era uno dei peggiori. Ogni campo aveva un numero, 188, questo era soprannominato, il campo 188 di Tambov. 1000 sopravvissuti su 20.000 imprigionati, 9.000 gli italiani morti e registrati. Vai, queste erano le fosse. E questo era il nostro presidente, il presidente Ciampi della Repubblica, che è andato a rendere omaggio in quei luoghi dove sono morti gli italiani, perché non sempre siamo riusciti a riportarli in Italia, perché quando morivano nei campi di prigionia non erano solo gli italiani, c'erano anche i tedeschi, c'erano i rumeni, c'erano gli ungheresi, e non è che facessero una fossa per gli italiani, una per i rumeni, una per gli ungheresi. Quando morivano li buttavano dentro lì. E quando andavi a scavare, dopo 80 anni, 70 anni, 60 anni, quello che era, non sapevi se portavi a casa un italiano, un rumeno o un tedesco. E di conseguenza in quei luoghi vennero eretti dei cippi commemorativi che sono manutenzionati ovviamente dalla nostra ambasciata, che ne mantiene l'ordine e la memoria. Vai. Sono stati casi di soldati che tornano a casa dalla prigionia, non con la tradotta, col treno per via fermata, ma l'hanno fatta a piedi, e quindi arrivano a casa che suonano, battono la porta e la madre apre la porta e gli chiede chi stava cercando questa persona, non riconosce neanche il figlio. Vai. Quando si diffondeva la voce che sarebbe transitato dalla stazione di Udine un treno che riportava in Italia i superstiti della prigionia, dalla zona della Carnia, arrivavano giù in bicicletta con la foto in mano del figlio e gli dicevano a questi ragazzi che si affacciavano: hai visto mio figlio, hai visto questo, è mio figlio, gli dicevano. Ovviamente su 220.000 che erano i nostri soldati impegnati al fronte non si potevano conoscere tutti, ma qualcuno mi ha raccontato che lo conoscevano perché erano dello stesso reparto, della stessa compagnia, e sapevano che era morto, però non si sentivano in diritto di dire a quella madre: guarda che tuo figlio è morto e non tornerà a casa. E allora si inventavano una palla, gli dicevano: guarda che tuo figlio è ancora in prigionia, verrà, ho sentito dire che potrebbe essere rilasciato la volta prossima, quindi tornerà a casa. E quindi tornavano a casa contenti, ma loro, chi rientrava si sentiva in colpa per essere sopravvissuto, gli altri no. Ed ecco che questa speranza è sempre andata avanti.
Cioè c'è gente che ha sperato il ritorno del figlio fino all'ultimo giorno di vita. C'è una signora di Cutrio che andava a dormire e non si chiudeva mai a chiave perché diceva: se torna mio figlio non può trovare la porta chiusa, è morta con la porta aperta. Nel 2018, vi ho anticipato, rientrano 100 caduti, di questi 100 caduti 4 erano noti, quindi 4 avevano un nome, una storia. Di questi 4, 2 decidono di lasciarli lì al sacrario, uno lo porta e 2 lo portano nei cimiteri di residenza, nelle tombe di famiglia. E mi ricordo che in quell'occasione è arrivato su dalla provincia di Caserta il fratello del caduto. Allora, seduto dentro il tempio, le televisioni che lo intervistavano e gli dicono: adesso lei prenderà suo fratello e cosa fa? Lo porta in cimitero? No, adesso lo porto a Caserta, lo faccio dormire una notte nella camera di nostra madre, che l'ha chiamato per tutta la vita, domani con calma lo porto in cimitero. Questo è per indicarvi come la gente che è rimasta a casa ha vissuto il resto della vita sperando di avere una notizia del fratello, del padre, del figlio. Vai. E adesso concludo con questa lettera che di un papà. Mariuccio caro, vieni su, vieni con me che ti do un bel bacio. Non hai mica già il bronzo, vero? Vieni sulle mie ginocchia e non farmi il musone, perché non hai ancora ricevuto nulla da me in risposta alle tue care letterine, che mi hanno fatto tanto contento. Sai, io sono un po' lontano e le lettere di papà impiega tanto tempo. Vedrai che la riceverai e sarai contento. Adesso lasciamo stare la lettera e parliamo un po' di altro. Però ecco, lasciami fare ancora un altro bacione e stringimi un po', che ti sento tutto vicino a me. Ecco, così mi piace. Racconta, su, dimmi un po', cosa fai di bello tu? So già che tu sei tanto intelligente e ti prendi sempre dei buoni e lodevoli e che il tuo maestro è contento di te. Ma sei veramente sempre buono? Sì, lo so che sei buono. Ma sei sempre obbediente? Anche con una cara mamma? Anche con lei, certo, così mi piace il bel Minone. Questa era la parte della zona del Varesotto, Lombardo. Sai, io sono un po' lontano, ma caro, tu sei sempre con me, ti vedo sempre. Oh, ecco, dimmi, lì c'è la neve? Ti copri? Le scarpe le hai buone? E il pelto ti va bene ancora, quello con la mamma te l'ha fatto nuovo? Anch'io, vedi, sono qui, che c'è la neve. Ma io ho un bel pastranone col pelo di pecora, che mi tiene caldo e i bimbi come te hanno certi pastrani lunghi che li strisciano anche per terra e non hanno mica una bella scuola e una bella casa come noi, sai. Hanno certe baracche brutte, ma anche loro sono buoni fanciulli che obbediscono alla mamma come fai tu. E dimmi un po', la Polacchi, che sarebbe il soprannome della mamma che dava il papà alla mamma, scappa sempre con la borsetta e l'orologio quando vengono gli aerei, ma tu non hai paura, vero? Tanto non ti fanno mica niente, sai? Lasciamo stare gli apparecchi e cantiamo insieme. Prendi il chitarrino e cosa cantiamo? Dorme a Firenze? Sì, questa che piace anche alla mamma. Vedi che anche lei è contenta e ci sorride. Bel tesoro, come ti sento vicino a me in questo istante. E al cinema ci vai da solo o ti porta la zia? Perché non vai con la mammina? E il nonno Patano è tanto che l'hai visto? Mi ha scritto e mi ha detto che le vacanze le passerai con lui. Ora ti bacio tanto e ti raccomando di fare il buono sempre. Devi dire alla mamma che per il Santo Natale ti compri tanti regali. Baciala tanto
per me ti stringo il cuore a tuo papà. Vai. Questo chi era? Era la camicia nera Francesco Cusaro, suo nipote, diciamo, il figlio di quel Mariuccio che ha dedicato la lettera al papà, che sarebbe il nonno di questo mio amico, cresce in una famiglia dopo la guerra con delle idee di sinistra, dopo quello che avevano subito, però nessuno a casa sua gli dice che il nonno aveva una camicia nera. Quando lui da grande scopre che il nonno aveva una camicia nera, gli cade il mondo, no? Però si rende conto e dice: ma che colpa aveva mio nonno? In quel momento lì probabilmente era la cosa giusta che doveva fare, però era sempre mio nonno, e lui ha portato avanti questa storia di cercare, di fare ricerche, appunto per ricordare suo nonno. Vai. E quando si arriva a Cargnacco c'è questa lì scritta, chi scende in cripta trova, ci resta il nome. Ci resta il nome per ricordare che a tutti quelli che non sono caduti, che non sono tornati, chi era a casa, di loro cosa gli rimane? Solo il nome. Vai. E quello che ho fatto stasera è appunto per fare memoria, per non dimenticare, perché questi 90.000 non possono essere cancellati dalla faccia della terra. Io dico sempre ai ragazzi delle scuole quando vengono: dobbiamo dare a questi poveri ragazzi almeno da morti ciò che non hanno avuto da vivi, e allora continuiamo a ricordarli. E io colgo l'occasione, se qua c'è qualcuno del settore, di poter andare a raccontare questa serata che ho fatto con voi nelle scuole, come ha organizzato il mio amico di Codigoro, perché dobbiamo raccontare a questi ragazzi ciò che hanno sofferto 80 anni fa. Grazie, io ho finito.